buongiorno a tutti. Io allora quando ci vado a fare la pulizia a casa è la meglio cosa, è sta casa pulita, è bella profumata, bella sistemata, e uno si passa sopra tutto il tempo, queste belle cose, da dire. Io è la persona che sta più serena, più calmo, rispettando tutte le altre volte, le cose precedenti, e dire, ora ogni tanto si fa una bella passeggiata, si va andando la domenica, si va a fare qualche bagno a mare, se uno si vuole fare il bagno, e questo qua. E niente, ora vediamo se possiamo fare qualche bagno, e tutto qua, e niente, la pulizia è la meglio cosa, perché quando si dice, quando ci va la pulizia non ci va niente, anche della personalità, perché quando una persona non sa, c'è qualsiasi persona, non tutte, però c'è uno che non sanno fare niente a casa, non valgono niente, manco un centesimo, non valgono niente, non valgono manco un centesimo. Quando uno sa fare cose giuste, per carità, non è che uno deve giudicare le persone, per carità, e manco vanno a giudicare a me, ma tutti così siamo, c'è una persona che c'è dall'altra, praticamente. E ora mi sto facendo una passeggiata, mi sto andando a un pozzetello a Trepontane, verso Trepontane, che fa Trepontane Pozzetello, a fare qualche nuotata a mare, e mi vado a passare un po' di tempo, magari per svagarmi un pochettino la mente, perché stare a casa è una cosa bruttissima per stare da solo, è una cosa bruttissima, perché stare dentro a così, una persona, no, io non ci può stare, io per carità, io non ci può stare, però uno magari si svaga la testa, la mente, però chissà, è tutta la storia. La domenica qua a Camobello grande, la domenica non c'è più nessuno, sono tutti a mare, si va a fare il bagno a Trepontane, così ne va alla Triscina, così ne va a Mazzara, così ne va tutte le parti, tutto è per tutto Palermo. La persona dove vuole andare va, perché uno che ormai che è da solo, uno può dire comunque, può dire dove vuole, che ormai la persona se non è da solo, è libero, stai tranquillo, è felice e contento. Anzi io sono tranquillo, non c'è problema. Il problema con la se la risolve. Io cosa si diceva? Male non fare, paura di non avere, perché io paura non ce l'ho, perché io non ho fatto niente a nessuno, non ho fatto mai del male a nessuno io. A me anzi mi fanno sempre del male, tutto lo sfruttamento, ma io non le vedo le cose, io è un costume, e quello ci guardo con gli occhi. Una messa tanto tutte belle, una messa di nuclei tutti esperti, una messa tutti giusti, una ma fai nuclei esperti, lo sai che mia madre e mio nonno non c'è più, lo sai che cosa mi diceva sempre? Che fa lo esperto, cari dai mani le fissa, che fa lo esperto, perché così è, oggi c'è e chiange tu. Ma tutti siamo così, oggi si chiange, domani si ride, domani poi si ride, poi si chiange, la vita è chi si è fatta. E vogliamo ascoltare il canale della matrice delle Perotti, così, come l'abbiamo scritto tutte. Non andiamo a ascoltare, perché la vita è una volta sola, una volta si campa, una volta si muore, avete capito? Avendo una malattia, non avevo più speranze. State a stare tutti attenti, perché appena viene una brutta malattia, la vita finì, non si torna più indietro. È giusto quello che dico, perché io dico la verità, ma tutti la potremmo dire la verità, andiamo con questo non ci troviamo. Ma no, perché avere troppo soldi non è bello, sì, i soldi ci vuole per campare, ci vuole pagare la luce, per fare la spesa, quello che si può. Io mi contento di mangiare il pane e cipolla, il pomarolo, l'antico come faceva mio nonno. Perché uno che ha 1 miliardo di euro non valga niente, manco un centesimo, non vale niente, perché non c'è sempre la salute, ciao. Uno lascia tutte cose, e buonanotte, lascia le cose, lascia la terra, lascia qualsiasi persona. Andiamo a fare gli esperti, è giusto che uno si deve, che guagliene, qualsiasi mondo di terra, che non è cristiano, per tutti parlo in generale. Non mi vergogno a dirlo, perché c'è uno sono una vergogna, che sono magari come si dice, sono ticchi poi esce i soldi, ticchi,
e quando sono notizie così non va bene. Una mano fa così e una mano fa così. Ok? Ciao ciao. Vi voglio bene a tutti comunque. Ciao ciao. Ciao. Pronto? Allora sono aperto libero, signor qua Giuseppe, e sono dentro la macchina in questo momento. Ok, ok, va bene, ok, io ti abbraccio e ti voglio bene sempre Giuseppe. A voi ciao Giuseppe, ciao ciao. Faremo una cosa da Peppe e l'auto già, quello che deve stare danno io, ancora questa moglie mi sa. Aspetta, qua, più di un secondo più qua. No, non l'ho visto più, non lo so, aperto, non lo so dov'è. Oh, allora, stiamo andando a Tre Fontane, passa un pochettino del tempo, e tutto questo è la storia. E niente di particolare. Ciccio, Sì. chi ne pensa di tutte le incendi che ci hanno stato? Ci hanno stato incendi, cose, cristiani che durano fuoco, le campagne, tu che ne pensi? Anche quest'altro è pure sbagliato, è sbagliato quello che fanno. Perché soprattutto anche la polizia, le polizie delle strade, levare tutti questi erbi, tutti questi canniti tutte male combinate, passa qualcuno con la macchina senza volere, butta la sigaretta e succede tutta la pizzeria. E questo è brutto. Purtroppo qua dalla Sicilia questo siamo questo. Anche soprattutto passa qualche cristiano anziano, vede il sacco della sporcizia, la butta per la strada. È vero che è brutto questo. Questa è una dignità delle persone che buttano la munizia dalle strade, bottiglie, pezzi di carta. Un momento pure assorbente di ogni momento. Ma che cos'è? Perché ci vuole massimo rispetto. Non è questo rispetto a Campombello. Dov'è il rispetto? Non c'è rispetto per nessuno. C'è una vergogna, da Campombello c'è una vergogna, tanto. Certo, a certi paesi sono belli puliti, come mai qua siamo un momento dove Campombello è sottosopra, è una vergogna. Ci sono tutte le fratte, tutte strade, i buoni sono tutte cose poliziate. Dove sono? Tutta questa polizia dov'è? C'è una vergogna da Campombello. E a me che Campombello dovesse sorridere, non piange, Campombello piange. Non siete più come una volta, ora piange. E vedi che è brutta questa cosa. Noi camminiamo mezzo la sporcizia del nuovo paese, è una vergogna. Che mi dovete scusare, è una vergogna, come mai? Se ne fregano tutti, non ci interessa niente a nessuno, è una vergogna della società. Basta, questo è il discorso. Che uno, quando ci va la polizia del paese non ci va niente. Certo ammazzare del ballo, voglio mettere in ballo ammazzare del ballo, c'è una polizia, non perché voglio difendere quelle persone, ma io parlo in generale. Là c'è una come mai che non funziona niente. Che cosa la fanno? Perché? Che vuol dire che c'è, che le cose girano di certe cose, per dire anche il sindaco, le polizie tutte cose, piglia l'operaio, il sindaco che ci fa fare le cantiere, ci mette l'ufficio di collocamento, inserisce. Li gestisce lui. Qua dove sono? Tutte queste cose dove sono? Qua non c'è niente, Manca abbiamo occhi picchianti qua. Stiamo morendo un momento tutta la fame, stiamo morendo, tutte. Non ne sono, quasi. Ok, vi voglio bene a tutti, non ho più niente da dire. Quello che ha detto l'ha detto. Ciao. Oh yeah!